A partire da lunedì didattica a distanza per 110.000 studenti di medie, superiori ed università del Friuli Venezia Giulia. Da sabato le province di Udine e Gorizia in zona arancione, ordinanza in vigore per 2 settimane. Questo è l'ultimo sacrificio che la Regione chiede ai cittadini della Regione, poi tocca al governo, alle case farmaceutiche accelerare sui vaccini. Così il presidente Fedriga, Sciauli, clamorosa inversione di marcia. Le Fiamme Gialle Isontine hanno sequestrato 2 milioni di mascherine non conformi e difettose destinate al personale sanitario della regione. Lo zelo friulano ha fatto scattare indagini in tutta Italia. Calava stupefacenti dalla finestra in un contenitore legato ad una corda dove prima faceva inserire il denaro ai compratori. Un pusher 22enne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. Mara Martini è campionessa del mondo a staffetta di sci alpinismo. Dopo il bronzo individuale di ieri, oggi la 23enne di Clauta ha chiuso la prova delle azzurre tagliando per prima il traguardo ad Andorra. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque, a partire da lunedì, più di 80.000 studenti delle scuole medie e delle superiori del Friuli Venezia Giulia seguiranno le lezioni da casa. Lo stesso accadrà a più di 30.000 studenti universitari. L'attivazione della DAD è prevista dalla nuova ordinanza del presidente Fedriga, che stabilisce anche il passaggio in zona arancione delle province di Udine e Gorizia a partire dalla mezzanotte di venerdì, dunque da sabato. Il picco dei contagi è previsto dopo la metà di marzo, miglioramento da aprile. La ricetta: più tamponi possibili al maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Da sabato mattina le province di Udine e Gorizia saranno arancioni, mentre in tutta la regione da lunedì le scuole secondarie, quindi medie con 32.000 studenti e superiori con 49.000 ragazzi, e le università con oltre 30.000 persone dovranno tornare alla didattica a distanza. Lo ha deciso il governatore Massimiliano Fedriga, che insieme al vice Riccardo Riccardi e all'assessore all'istruzione Alessia Rosolen hanno parlato di scelta dolorosa ma fondamentale vista la risalita dei contagi. A Udine si contano 353 casi per 100.000 abitanti, a Gorizia oltre 200 quando il margine di sicurezza è di 2,50, con proiezioni che prefigurano una situazione in costante aggravamento. La fascia d'età più colpita è quella 11-18, per questo la scelta del ritorno alla DAD. Il picco, hanno spiegato i vertici politici della regione, è previsto a metà marzo. La nuova ordinanza sarà valida per 15 giorni, fino a lunedì 22, sia per le zone che per le scuole, ma, è stato confermato, se non miglioreranno le cose verrà prolungata. Per le attività economiche dei territori maggiormente limitati, quindi bar e ristoranti che dovranno passare all'asporto, il governatore ha garantito ristori maggiori. Rosolena ha evidenziato come le regioni, ora rosse, hanno avviato per prime la scuola in presenza, confermando quindi una correlazione. Abbiamo quindi deciso di adottare, ha spiegato l'assessore, provvedimenti che tengano conto, oltre che dell'incentivo dello smart working, anche delle misure che verranno varate a breve dal governo, come la possibilità di accedere al bonus babysitter e ai congedi parentali anche in maniera retroattiva. Riccardi ha poi parlato del piano vaccinale. Oltre all'aumento delle dosi di siero serve maggiore chiarezza da parte del governo sulle categorie da immunizzare in via prioritaria. Solo in questo modo potranno essere organizzati esattamente i flussi di lavoro delle aziende sanitarie. Sul tema vaccini, Fedriga ha confermato di aver avuto interlocuzioni con i vertici di AstraZeneca, confermando come le regioni non possono acquistare dosi di vaccino e auspicando di adottare il modello inglese, quindi con una sola inoculazione, in particolare per over 65 e persone con pluripatologie, evitando così di dover tenere scorte di siero per garantire le seconde dosi. Questo è davvero l'ultimo sacrificio che la Regione chiede ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Poi toccherà ai governi, alle case farmaceutiche cambiare passo e accelerare nella campagna di vaccinazione. Così il presidente Fedriga. Presidente, ha detto questo è l'ultimo sacrificio che chiedo ai miei corregionali, adesso vogliamo i vaccini. Sì, penso che da un anno dall'inizio della pandemia e soprattutto vedendo cosa hanno fatto paesi extraeuropei con le campagne vaccinali, non guardo soltanto Israele, ma penso alla Gran Bretagna, penso agli Stati Uniti, è inaccettabile un ulteriore ritardo, perché siamo già molto in ritardo a livello europeo nell'approvvigionamento di dosi vaccinali e nella somministrazione delle stesse.
Oggi c'è un continente che non è stato in grado effettivamente di approvvigionare e garantire la salute ai propri cittadini con il vaccino. Serve un cambio di passo, serve una nuova strategia vaccinale, serve vaccinare prima possibile tutte le fasce di popolazioni più fragili, perché coprendo quelle si risolverebbe gran parte del problema ospedaliero e quindi buona parte dell'emergenza pandemia. Io il nuovo commissario ancora non l'ho conosciuto, ma io i governi li tengo sempre uguale. Quando c'è da dire che una cosa è fatta bene lo dico, quando c'è da alzare la voce per difendere la comunità regionale alzo la voce, l'alzerò, non guardo il colore politico, guardo l'interesse della mia terra e cerco di fare del mio meglio per cercare di ottenere i migliori risultati possibili. Alcuni leader di partito, ma anche altri governatori, speravano di poter aprire ristoranti la sera. Come è cambiata la situazione? Forse magari servirebbe un po' di cautela in certi momenti, anche in questo senso Draghi ha richiamato a un po' di cautela. No, io credo invece che sia necessario fare delle zone, per esempio anche la zona gialla, se uno ha i numeri effettivamente da zona gialla, che quindi vuol dire anche rivedere i parametri che abbiamo chiesto, perché oggi i parametri purtroppo non sono tempestivi, sono precisi ma non tempestivi e quindi rischia di far fare le scelte sbagliate. Ma se uno con i parametri corretti fosse da zona gialla, io credo che è necessario andare magari in quella zona che è quella più leggera, oltre alla bianca ovviamente, a maggiori aperture magari puntuali, perché altrimenti non usciamo. E lo dico da uno che sta facendo 2 zone arancioni, quindi non è che sto passando a mio uso e consumo. Sto cercando semplicemente di dire adesso, dopo un anno dalla pandemia, la diversificazione delle zone è importante. Dopo se uno deve stare in arancione o rossa, starà in arancione o rossa perché la pandemia si è sviluppata tanto, ma se possiamo dare un pochino più di respiro quando la situazione della diffusione del virus è migliorata, diamolo, perché ricordo che ci sono delle attività che sono limitate nella loro attività da tantissimi mesi, delle attività che sono totalmente chiuse. Io ricordo piscine e palestre da ottobre sono totalmente chiuse e là non ci sono le persone che si divertono a fare la cicletta o farsi la nuotata. Ci sono persone che con quelle attività ci vivono e danno da mangiare alla propria famiglia. Le reazioni politiche, quella di Federica è una clamorosa inversione di marcia, così il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciaurli. Ci si chiede se la stessa persona che non più tardi di una settimana fa chiedeva di aprire tutto e di riaprire anche la sera, se la stessa persona che è a capo di forze politiche che raccoglievano firme per aprire i locali la sera fino a pochi giorni fa. Noi con serietà e responsabilità siamo disponibili ad analizzare i numeri, a prendere e a condividere anche decisioni difficili ed impopolari, ma credo che mai come in questo momento serva un pizzico di coerenza e anche la capacità di dare messaggi chiari alle persone. È impensabile magari anche rimproverare i cittadini che sono stati responsabili se gli abbiamo detto un giorno di uscire e che andava tutto bene, che eravamo i migliori del mondo, e il giorno dopo gli abbiamo detto che invece bisogna chiudere le scuole per primi. Non lo facciamo nemmeno scaricando sempre e comunque la responsabilità su altri, perché se l'Europa cattiva, quell'Europa cattiva è quella che si riconosce in Mario Draghi. Chiediamoci invece se noi abbiamo fatto sempre e comunque tutto quello che ci spettava ed era legato alle nostre competenze. Se il tracciamento ha funzionato e sta funzionando, se i nostri ospedali sono pronti, se abbiamo messo i nostri operatori in condizioni di lavorare al meglio. Critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, le scuole solo nelle province più a rischio andavano chiuse, così dicono. La chiusura delle scuole medie e delle superiori, generalizzata a tutto il Friuli Venezia Giulia, non piace al Movimento 5 Stelle, che avrebbe preferito, sulla base dei contagi, che la Regione limitasse la didattica a distanza solo per gli studenti delle zone critiche, come Udine e Gorizia. I dati parlano di un contagio maggiore nella provincia di Udine, per esempio, allora lì si poteva intervenire in maniera diversa. Le province di Pordenone e Trieste sono ad oggi le meno colpite. Il fatto di generalizzare ci sembra troppo facile e troppo priva di un'analisi concreta. Noi non possiamo far altro che chiedere al Presidente Federica di diramare anche delle direttive per quanto riguarda le famiglie e la possibilità naturalmente per i genitori di poter avere dei congedi parentali per seguire i minori a casa per tutto il tempo che sarà necessario. Il Movimento 5 Stelle plaude invece al nuovo DPCM del Premier Draghi, in continuità con Conte, ma attraverso il deputato Luca Sut muove un appunto sul fronte delle restrizioni scolastiche.
scolastiche. Aumenteranno le differenze tra le varie regioni, perché è chiaro utilizzare il metodo dei 250 casi sui 100.000 abitanti è discrezionale, perché nelle regioni dove si fanno più tamponi sicuramente gli studenti saranno maggiormente penalizzati. Le scelte del governatore Fedriga di limitare il contagio sono volte a tutelare la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, certamente chiedendo un sacrificio a famiglie, studenti e attività, ma adottando le misure più efficaci in un momento di criticità. Lo scrivono in una nota i capigruppo e consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale, ribadendo come le scelte operate si basino esclusivamente su dati certi concernenti la diffusione del contagio e conseguentemente del pericolo concreto di un incremento insostenibile dei casi sotto il profilo ospedaliero. Accelerare e fare ordine sulle vaccinazioni, stabilendo le giuste priorità, è quanto ha chiesto al governo oggi in aula il senatore friulano di Forza Italia, Dal Mas. Vogliamo parlare del fatto che praticamente nella fascia degli settantenni, tra i 70 e i 79 anni, noi abbiamo persone che non sono inserite tra le persone più a rischio e quindi di conseguenza devono magari attendere, o attendiamo al fatto che ci sono 400.000 giovani tra i 20 e i 29 anni che sono stati vaccinati anche perché frequentano il secondo anno di medicina. Abbiamo vaccinato personale in smart working che non è sanitario ma è amministrativo e lavora all'interno dei servizi sanitari. Ecco, su queste cose noi chiediamo che il governo ci metta la testa e metta anche un po' di ordine. E poi il commento dei dirigenti scolastici che chiedono rispetto per i sacrifici di studenti e insegnanti. Piazzare i ragazzi davanti a un PC e vedere assembramenti nelle città sarebbe avvilente. La scuola si adegua alle indicazioni della Regione, ma allo stesso tempo chiede rispetto per i propri sacrifici dei giorni futuri e del passato. Lo dice a chiare lettere Teresa Tassambiol a nome dei dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia, dopo la decisione della Regione di chiudere medie e superiori. Auspichiamo ovviamente che i sacrifici che vengono chiesti alla scuola ancora una volta siano seguiti, diciamo così, da comportamenti coerenti, responsabili, corretti, anche fuori dalla scuola, in tutti gli altri ambienti che vediamo invece in questi giorni non sempre rispettosi. Il paradosso sarebbe di bloccare in casa davanti a un video la mattinata degli alunni dagli 11 ai 19 anni per poi vederli nel pomeriggio sciamare magari insieme alle famiglie in altri luoghi. Questo non sarebbe un bello spettacolo. Nota positiva, soprattutto sul fronte delle famiglie, la didattica in presenza, confermata per le elementari. Sappiamo che naturalmente più sono piccoli i bambini, più hanno bisogno dell'accompagnamento di un adulto. Anche la didattica a distanza, diciamo, è più semplice con i ragazzi più grandi, piuttosto che con bambini molto, molto piccoli che non si possono piazzare davanti ad un computer per troppo tempo. Ancora una volta il mondo della scuola è pronto a dare prova di grande flessibilità, anche se la situazione comincia a essere poco sostenibile. È stato fatto un gran lavoro, bisogna dire che la scuola ha anche imparato da questa esperienza, quindi la metterà a frutto anche in seguito, però lo sforzo è stato grande e qualche volta lo stress conseguente è anche molto elevato. E intanto gli avvocati sono già al lavoro per impugnare l'ordinanza di Fedriga nella parte relativa alle chiusure delle scuole medie e superiori. Lo annuncia Cristina Gregoris del Comitato Priorità alla Scuola, movimento che scenderà nuovamente in piazza sabato mattina per far sentire la propria voce alla luce delle ultime novità. Di questo e altro si parlerà questa sera a Screenshot a partire dalle 19:45, ospite di Davide Vicedomini anche il segretario regionale della CGIL William Pezzetta. Si parlerà naturalmente di scuola ma anche di ristori e di proroga della cassa integrazione.
E poi ci sono i dati odierni relativi all'evoluzione della pandemia. 9 oggi i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia, qui si aggiunge una morte pregressa, restano alte le percentuali di positività. Su 6.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 487 nuovi contagi, la percentuale di positività è del 7,76%. Su 2.569 test rapidi antigenici sono stati rilevati 206 casi, 8,02% la positività. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62, quelli in altri reparti 386. Situazione di difficoltà a Prepotto, dove il sindaco Maria Clara Forti, che da domenica è negativo al Covid, ha chiesto e ottenuto dalla Regione l'avvio di una capillare tracciatura dei casi di positività a seguito del repentino aumento dei contagi. Al momento risulta positivo il 4,2% della popolazione. A Premariaco è in isolamento il parroco, Monsignor Pietro Moratto. Ieri, dopo aver celebrato la messa, accusato lievi sintomi, si è subito sottoposto a tampone rapido, risultato positivo. Adesso è in isolamento in canonica, è stato sospeso il catechismo e sanificata la zona dell'altare. Le fiamme gialle isontine hanno sequestrato oltre 2 milioni di mascherine non conformi e difettose destinate al personale sanitario del Friuli Venezia Giulia. Erano state acquistate dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid. L'ipotesi di reato è vendita di prodotti industriali con segni mendaci. I finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia hanno eseguito un importante sequestro di oltre 2 milioni di 9 tipi di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie inefficaci nelle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, perché non conformi agli standard previsti, privi dei requisiti necessari. La metà è risultata anche difettosa. Si tratta di mascherine KN95, FFP2 e FFP3, presidi acquistati dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza per essere distribuiti a infermieri e medici in servizio nelle RSA e nelle strutture sanitarie regionali, comprese quelle dedicate al Covid-19. Sono state distribuite anche agli equipaggi delle ambulanze, a operatori sanitari di assistenza domiciliare e a personale che cura pazienti positivi al coronavirus, oltre a chi lavora in sale operatorie e aree interventistiche. La loro capacità filtrante è risultata 10 volte inferiore rispetto a quanto imposto dagli standard europei. Gli operatori sanitari lavoravano con una falsa sicurezza in merito alla loro efficacia protettiva. Le indagini hanno ricostruito la filiera di distribuzione, l'ipotesi di reato e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Sono in corso ulteriori accertamenti necessari per individuare le responsabilità nella catena di approvvigionamento e quantificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate e siano tuttora in uso sul territorio regionale e sul territorio nazionale. E dallo zelo friulano l'indagine sulle mascherine destinata a ricadere a cascata su tutto il territorio nazionale. Queste mascherine fanno parte della partita sequestrata oggi dalla Guardia di Finanza e nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Queste mascherine le ha mostrate a noi e dopo dovranno essere restituite, dottor Andrea. Certo, questo è uno dei 9 lotti che la Guardia di Finanza oggi ha sequestrato e domani le riporto in magazzino in quanto sono oggetto di sequestro. Arrivano dal commissario straordinario nazionale e sono validate dal comitato tecnico scientifico. Noi verifichiamo che questi passaggi formali siano stati eseguiti. Questo è il portale di Invitalia e nella schermata validazione prodotti, entrando in questa schermata si trovano i singoli prodotti con la validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Una volta che abbiamo verificato questo passaggio, mettiamo il prodotto in distribuzione. Che cosa è che vi ha messo in allarme? I risultati di praticamente degli studi, delle analisi effettuate in Piemonte su una partita di mascherine? A titolo puramente prudenziale abbiamo effettuato un ritiro del materiale che era rimasto nel nostro sistema, che era ormai pochi pezzi perché era una partita del maggio del 2020. Ad una analisi più attenta, cosa difficile da fare scatola per scatola quando ne arrivano decine di migliaia,
si può notare che la scritta KN95 è diversa nei pezzi pur contenute nella stessa confezione. E questa nostra azione ha evidenziato un tema che era lì per scoppiare. Sono alcune settimane che collaboriamo con la Guardia di Finanza, che ha prelevato alcuni campioni di diverse partite. Oggi la Guardia di Finanza, con il magistrato che ha emesso un decreto di sequestro, ha chiuso il cerchio evidentemente, ma io sono convinto che questa azione non potrà non avere un impatto nazionale, perché questo materiale è distribuito appunto dal commissario straordinario in tutta Italia. Noi rappresentiamo un pezzettino molto piccolo anche dal punto di vista delle quantità. Un ragazzo di 22 anni della Bassa Friulana che gestiva un vero e proprio bazar della droga nella propria abitazione è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza per detenzione ai fini di spaccio. I Baschi Verdi di San Giorgio di Nogaro lo hanno trovato in casa con 44 grammi di eroina, 75 di marijuana, oltre 12 grammi di hashish, semi e polline di marijuana e con boccette compresse di metadone e farmaci. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità eseguiti nei confronti di diversi giovani assuntori della Bassa Friulana. I finanzieri sono riusciti a ricostruire la filiera della droga. La perquisizione nella casa del pusher ha portato al rinvenimento anche di 2 bilancini di precisione e di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da vendere. Il 22enne riforniva i propri clienti con un contenitore che, legato ad una corda, veniva calato dalla finestra dell'abitazione per raccogliere il pagamento in denaro e al contempo consegnare la sostanza stupefacente. Un uomo di 73 anni è stato colto da un malore fatale poco prima delle 10 di oggi nel giardino della sua abitazione di Ioannis di Aiello del Friuli. Inutili purtroppo i soccorsi richiesti dai familiari che vivono con lui. Per il pensionato Gianfranco Pellegrini purtroppo non c'è stato nulla da fare. Infortunio sul lavoro alle 15:30 di oggi lungo la strada provinciale 40 ad Arta Terme. Un operaio di una ditta veneta che stava lavorando in un cantiere stradale è caduto e ha riportato un trauma alla testa. È stato trasportato in ospedale in ambulanza, è sempre rimasto cosciente, non è in pericolo di vita. Ancora cronaca, fiamme in un garage condominiale di una palazzina residenziale di Gorizia. L'incendio si è verificato poco prima di mezzanotte in via Carso. Sono andate distrutte 2 vetture ed uno scooter. Le fiamme sono state domate intorno alle 3. Nessuna persona è rimasta ferita. Ladri in azione a Pradamano a denunciare il furto. Il responsabile del distributore di carburante Eni di via Udine, che era giunta alla pompa di benzina questa mattina, si è accorto che la porta dell'ufficio era stata forzata. Sono stati rubati 200 euro in contanti, erano in cassa. Ladri sempre alla ricerca di contanti hanno forzato la saracinesca di un'edicola udinese andandosene però a mani vuote. Se ne è accorta questa mattina attorno alle 6:30 la proprietaria della rivendita di giornali di via dell'Agricoltura a Cussignacco. Sono intervenuti i carabinieri. È stata aperta oggi a Casarsa una grande mostra dedicata al maestro della fotografia Elio Ciol nel giorno del suo 92esimo compleanno. L'esposizione, con 120 opere in parte inedite, sarà visibile fino a giugno nella sala espositiva dell'ex municipio. Casarsa dedica una mostra Respiri di viaggio a Elio Ciol, autorevole maestro della fotografia contemporanea, le cui opere sono acquisite dalle collezioni permanenti di alcuni dei più importanti musei del mondo. La rassegna, visibile fino a giugno, prende il via proprio il giorno del 90° compleanno del casarsese Ciol. 120 foto scattate in tutto il mondo e allestite negli spazi espositivi dell'ex municipio. Sono immagini che ho raccolto nel tempo durante questi viaggi e sono dei ricordi molto belli, eccezionali, anche per me stesso, insomma, che rivedo dopo diversi anni, mi danno un po' di gioia, mi sento più giovane, ecco. La fotografia per me è la vita stessa, insomma, perché ho cominciato fin da ragazzo nello studio di mio padre e dopo man mano ho cresciuto un po' alla volta e con tante occasioni di lavori anche molto, molto belli. Praticamente tutta la mia vita con la fotografia. Ecco. A curare mostra e catalogo è stato il critico d'arte Fulvio Dell'Agnese. È stato
un lavoro lungo di dialogo continuo con l'artista, e vi posso assicurare che ci sarebbe materiale pronto per un altro paio di mostre sullo stesso tema. Il comune di Casarsa celebra così uno dei suoi più illustri concittadini. Nessun tema è stato così azzeccato, credo, in questo momento come il tema del viaggio, che ci fa andare dove al momento non possiamo andare, ci fa sognare nuovi orizzonti. Queste foto inedite, colorate, danno l'energia e la luce che sempre Elio ci dà, di cui veramente abbiamo bisogno in questo momento. Importante vincita al Superenalotto a Trieste, è stata convalidata la vincita del 5 con una giocata fatta al punto vendita Sisal Bar Danilo di via Flavia, una vincita di poco meno di 68.000 euro. 2 medaglie in 2 giorni, la sci alpinista di Clout Mara Martini ha vinto oggi l'oro a staffetta ai mondiali di sci alpinismo. Tutte le ultime, naturalmente anche le immagini tra poco a Sport FVG, spazio poi anche alle ultime da San Siro per la gara tra Milan e Udinese di questa sera e ai dilettanti, con la maggioranza delle società che chiede di rimandare qualsiasi ripartenza a settembre. Dopo Sport FVG, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.